Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Siamo con Eugenio Finardi, siamo a Monselice, siamo qua per celebrare, per ricordare, per aiutare Amnesty International in questi primi 50 anni. 50 anni di difesa dei diritti umani, che non sono poi così scontati come possiamo immaginare, anche se a parole tutti li appoggiano, nella realtà, nella nostra stessa società, non senza andare in Darfur o nel Sahel. Abbiamo persone che vivono in maniere che per noi sono assolutamente inimmaginabili, no? Proprio in questi giorni con mia figlia stavo leggendo un libro di Vittorio Zucconi, Diversi come noi, che parla proprio di storie di bambini in giro per il mondo, ed è incredibile il livello di disparità che ci può essere anche all'interno della nostra società fra chi è fortunato e chi non lo è, ma che poi sono le persone che hanno avuto il coraggio di lasciare un paese, di cercare di costruirsi una vita nuova. Insomma, non è facile. È un mondo che è molto più difficile di quando crescevo io, che in fondo era un mondo diviso in due, un mondo ordinato, dove sembrava veramente possibile un futuro di benessere per tutti. E invece è diventato un futuro di benessere per pochissimi e di sfruttamento e di violenza verso tantissimi. Questo è terribile. Quando tu hai cominciato i tuoi primi tour, le tue prime tournée, hai avuto la fortuna di partecipare a una con il grande Faber. Che cosa ti porti dentro? È stata la mia prima grande tournée importante. Fabrizio mi ha scelto per fare da artista di sfondamento, no? Io ero il cantautore d'assalto dell'epoca, avevo fatto un solo disco. La prima volta che ho suonato musica ribelle è stato proprio prima di un concerto di Fabrizio al Palladium di Milano. Eravamo io e Lucio Fabbri da soli davanti a tutta questa gente che aspettava Fabrizio. Ho dei ricordi pochissimi musicali, devo dire. Ho tanti ricordi umani proprio. Viaggiavo con lui, discutevamo tantissimo. Piccoli dettagli, sorrisi, ci sono alcune foto di quel tour. La tua attività musicale è cambiata tantissimo, si può dire che quasi ogni 10 anni abbia uno strappo, un momento di svolta. Attualmente tu alla musica che cosa chiedi ancora? Chiedo di emozionarmi. Io non sono un credente, per cui per me la musica è il mio contatto con l'assoluto. Io non sono un credente, ma sono un essere spirituale, come credo tutti gli esseri umani dovrebbero essere. Chi non lo è, in fondo perde forse l'aspetto più importante dell'umanità, la ricerca dell'assoluto, di un senso, no? Un non credente se lo deve dare da solo, e io lo trovo nella musica. La musica è matematica, è un pensiero alternativo al pensiero verbale, è un'arte ordinata, esatta, dove insomma se uno dice è là, poi dopo lascia molti spazi di libertà, ma in realtà io cerco la trascendenza nella musica. Io voglio che almeno una o due volte in concerto ci sia un momento in cui mi perdo nel suono, in cui divento uno strumento, in cui vengo attraversato dal senso, no? Che è la musica stessa. Il successo va e viene, questa cosa qui ti tiene vivo. Se tu dovessi rubare una canzone a qualche altro cantautore, quale ruberesti? Oh beh, ma tante. Adesso sto ascoltando l'ultimo disco di Paul Simon e ruberei quella, però ruberei Balla Morena a Zucchero, ruberei I Giardini di Marzo, ruberei Message in a Bottle, ruberei Yesterday, ruberei Per Elisa, ruberei tutta la storia della musica. In effetti poi tutti i musicisti lo fanno, perché la storia dei musicisti che provano a riscrivere una cosa che gli è piaciuta tantissimo e gliene viene fuori un'altra. Tra i cantanti attuali, quale giudicheresti quello che ha più la musica ribelle dentro di lui? Direi un Caparezza, sì, mi sembra quello più efficace. Se scendesse il famoso extraterrestre e ti dicesse cosa vuoi che faccia per te, cosa gli chiederesti?
Beh, se al mondo si togliesse la capacità di fare esplosioni, basterebbe che rallentassero questo, non avremmo più automobili per il motore a scoppio, pistole, armi, non sarebbe male, saremmo già molto più equalizzati, potremmo già andare a dire due paroline a chi dico io. Ringraziamo Eugenio Finardi per la sua disponibilità. Ciao a tutti, sono Eugenio Finardi e siete su Pianura News.